partecipare a un'iniziativa di questo tipo in una sede così prestigiosa, perché? Ma perché è un'occasione per incontrare i consumatori, per incontrare le istituzioni, per incontrare i media e quindi per poter esprimere ogni associazione quello che ritiene il tema più importante o i temi più importanti o le azioni che caratterizzano la propria attività. Per quanto riguarda Codacons, noi abbiamo istituito di recente una serie di osservatori. Oltre a quello giuridico che già c'era, c'è quello psicologico che tende a creare, ad aiutare, il consumatore a vivere meglio la sua relazione con tutti i beni di consumo, tra cui per esempio uno molto molto pericoloso sul piano sociale che è il gioco. Quindi abbiamo anche dei riferimenti con degli psicologi proprio per sostenere il consumatore giocatore a difendersi un momentino su questo fronte.